Questa bandiera presto potrebbe essere ammainata sul pennone del municipio di Meduna di Divenza. Al suo posto l'Aquila d'Oro del Friuli Venezia Giulia, regione alla quale questo comune vorrebbe trasferirsi, come ha già fatto Sappada e come intendono fare 11 comuni da None Veneto a San Michele al Tagliamento. La novità arriva da Trieste su spinta di Markus Maurmeier, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e presidente della prima commissione permanente del Consiglio regionale friulano. La regione Friuli, tramite il consigliere Marcus, che lo ringrazio, ha preso un po' l'iniziativa di cogliere, diciamo, questo malumore dei comuni del veneziano, dove ho saputo che a breve faranno questo incontro in regione Friuli e ho chiesto di poter partecipare anch'io. Del resto, chi non sarebbe di malumore sapendo che a poche centinaia di metri, ma al di là del confine del Veneto, si sente come la disparità economica tra famiglie? Più o meno siamo sui 2.500-3.000 euro all'anno che tra vari aiuti, tra varie defiscalizzazioni una famiglia può risparmiare, non è mica poco. E questo vale per i carburanti, l'energia elettrica, i servizi pubblici, insomma per tutto. Una disparità nata con l'autonomia del Friuli e che in parte doveva essere riequilibrata da fondi statali per i comuni di confine. Ma Roma, che qui ha la via principale ma è sentita distantissima, li ha ridotti e non di poco. Meduna era circa 800.000 euro all'anno, adesso siamo poco meno di 200.000 euro, quindi tagliare così i fondi di comuni di confine sicuramente non stimola la voglia di stare calmi e di portare avanti l'amministrazione comunale. Lei pensi che gli 800.000 euro che davano una volta a Meduna lo danno, non so, a Trento, nelle zone confinanti del Trentino Alto Adige, non serve che presentino documenti, non serve che presentino progetti, danno i soldi, punto e chiuso. Io devo presentare un progetto di fattibilità, un mucchio di carte alte 1 metro e non è detto neanche che me le accolgano. Queste sono cose che dovrebbero finire nel 2026. Nella sua praticità il sindaco di Confine Pittone ha ben chiaro cosa bisogna fare per fermare questa emorragia di comuni veneti. Per questo lancia un messaggio direttamente al presidente Alberto Stefani. E gli auguro buon lavoro, ha iniziato da poco, credo che dovrete dare una mano un pochettino ai comuni di confine, dando una mano togliendo una parte di burocrazia che ci troviamo. Questa è una parte importante che potrebbe dare a noi sindaci e ai comuni, per quel che riguarda lo Stato centrale, ripinguare i fondi.